150 mista maschile. Presentiamo queste formazioni. In corsia numero 1 Marco Deano, Federico Mestroni, Lorenzo Piria, Lorenzo Gaino, Arca Team. Corsia 2 Giovanni Barison, Matteo Rossi, Gabriel Salio, Pietro Monego, Mirano Nuoto. Corsia 3 Thomas Ceccon, Giacomo Creazzo, Marco Cordioli, Andrea Zausa, Leosport. In corsia numero 4 Fabio Lombini, Andrea Castello, Matteo Pignatti, Leonardo Vimercati, The Hacker Team. Corsia 5 Stefano Nicetto, Leonardo Lucato, Jacopo Fantinato, Manuel Frigo, Team Veneto. Corsia numero 6 Filippo Biasin, Stefano Finotto, Lorenzo Menegaldo, Francesco Anzanello, Idros. Partirà in corsia numero 7 la formazione della Fondazione Bentegodi, Luigi Termine, Alberto Menin, Andreas Busetto, Luca Belviglieri. Corsia 8 Marco Pizzol, Simone Butazzi, Daniele Ortolan, Nicola Lorenzetto, Notto di nuoto 74. E dunque questa l'ultima gara del settore maschile. Ragazzi, massimo silenzio in fase di partenza, grazie. E allora ci siamo con questa staffetta mista al maschile. Lombini per il The Hacker, Ceccon per la Leosport ad aprire la staffetta con la frazione del dorso. Thomas Ceccon a dare un ottimo vantaggio alla Leosport, 24-16. Fabio Lombini, The Hacker 26-05, poi l'Arca Team in terza posizione. In corso la frazione della rana. Ci avviciniamo al secondo cambio, pronti i farfallisti. Giacomo Creazzo, Leosport 28-15. Andrea Castello, The Hacker Team 27-53. E sono pronti gli stili liberisti, Vimercati per il The Hacker, Zausa per la Leosport, Matteo Pignatti, The Hacker Team 23-96. Marco Cordioli 26-77, Team Veneto in terza posizione. E dunque la frazione conclusiva, il The Hacker Team che va a vincere la terza staffetta su 3, 1.39 e 0-0. Leosport seconda, 1.42 e 45, il Team Veneto in terza posizione, 1.42 e 68.